Mister Mauro Zironelli, pareggio forse giusto, però subirlo così al 91esimo sa di beffa. Sì, è chiaro, nel senso è stato un primo tempo equilibrato, loro hanno avuto un paio di occasioni dove abbiamo chiuso bene e poi abbiamo fatto un gran secondo tempo secondo me dove abbiamo fatto comunque gol sull'occasione di Simeoni che è stato bravo a farsi il gol, a procurarsi il gol e poi nel secondo tempo abbiamo fatto secondo me una grande partita con dei passaggi ritrovate molto bene. C'è stato un momento in cui appunto potevamo chiuderla, fare 2-0 un paio di volte con Venomio, con Camarà, quindi peccato però purtroppo nel momento in cui cambi anche tanto davanti, non avendo peso poi abbiamo tanti giocatori fuori anche eccetera, non abbiamo potuto tenere più sulla palla, però non abbiamo più rischiato niente a parte appunto queste punizioni laterali, questi calci d'angolo che purtroppo su una ne abbiamo concessa una e hanno fatto gol, quindi bravi loro nel sfruttare questa cosa e peccato perché potevamo superarli. Mister, a proposito di giovani, oggi esordio 3 pali per Marco Basso, insomma un altro segnale di quanto si voglia dare continuità al settore giovanile. Ma sì, giusto vederli adesso dove c'è la possibilità di programmare e di fargli fare minuti e capire per il prossimo anno. È importante che si fanno trovare pronti, si fanno trovare pronto, ha fatto una bella parata e andiamo avanti così. Abbiamo la prima partita dove vogliamo chiudere bene in casa davanti ai nostri tifosi, quindi per tornare finalmente alla vittoria dobbiamo cercare di fare di più perché quello che abbiamo fatto oggi è stato molto bene nel secondo tempo, però non siamo riusciti a chiuderlo.